Rieccoci insieme, vediamo se dalla regia riusciamo anche a mettere in onda alcuni messaggi che sono arrivati, che dopo con il segretario li possiamo anche commentare. Eccoli qua. Credo che il fascismo non esista più, ma solo frange estremiste che possono essere sia di destra sia di sinistra. Vediamo se c'è un altro, così commentiamo insieme. Segretario, lei è sempre con noi, immagino. Eccolo qua un altro. Mi piacerebbe sapere se i giovani d'oggi sanno cosa sono le foibe e chi le alimentò. Allora, questa prima domanda, visto che è rivolta ai giovani, risponde la nostra Beatrice Sofia Urso, e l'altra invece il segretario. Prego. Certo che sappiamo cosa sono le foibe, sappiamo anche che ci piacerebbe poterle studiare da un punto di vista più oggettivo e meno strumentale, come tutti i fenomeni storici a cui, appunto, di cui vogliamo renderci edotti. Quindi certo che lo sappiamo, purtroppo c'è ancora una grandissima strumentalizzazione di questo tema oggi. Quindi non avete fonti oggettive, insomma, vi mancano fonti oggettive sostanzialmente. E questo è un bel appello, perché è molto interessante anche questa analisi. Segretario? È con noi? Posso dire che sì, sono con voi, e posso dire per esempio che io sono andato a vedere la foiba di Basovizza, insomma è stata indubbiamente una tragedia, però come ha detto correttamente Beatrice, ogni situazione va contestualizzata, altrimenti si strumentalizza la cosa. Io dirò anche una cosa forte, ma mi assumo la responsabilità. Il responsabile delle foibe si chiama Benito Mussolini, punto, perché noi ne abbiamo fatte di tutti i colori in quel periodo. Non tocchiamo questo argomento perché sennò scatena gli animi di chi ci però segue, è bene cominciare a dire le cose come stanno. Vabbè, un punto di vista. Non si giustificano le vendette, tutto quello che si vuole, però la storia va contestualizzata. Allora si capisce. Vabbè, bisogna vedere, faremo una puntata su questo con ambe le parti coinvolte. Volentieri. Per quanto riguarda esatto, l'altra, il primo messaggio. Ma saranno anche frange, però tra le immagini che mi hanno colpito, visto che ero a casa con un piede ingessato, ho avuto modo di vedere, è stata Piazza del Popolo. Piazza del Popolo c'era tanta gente, era piena quando poi sono partiti e sono andati a devastare la sede del CGIL, ma non c'è stata solo la devastazione della sede della CGIL. Lì in Piazza del Popolo si gridava andiamo a prenderci Roma, c'è stato l'assalto a Palazzo Chigi, alla sera sono andati al pronto soccorso di un ospedale romano, che adesso non mi ricordo il nome, atti di una gravità inaudita. Quindi, ripeto, io credo che non vanno sottovalutati le cose, credo che come abbiamo sostenuto unitariamente, perché la manifestazione di sabato scorso era unitaria, e voglio sottolinearlo 3 volte, e tutti hanno chiesto lo scioglimento di Forza Nuova e di Casa Pound, insomma, perché come previsto dalle norme transitorie che sono ancora in vigore della nostra Carta Costituzionale, dalla legge Scelba, chi ha simili ideologie non devono avere cittadinanza nel nostro paese. Un altro messaggio, che rapporto c'è tra i giovani studenti e lo SPCGIL e quali sono i progetti che avete insieme? Sì, scusa se lo interrompo, segretario, che il tempo vola, dopo se no non riusciamo a dire tutto. Prego, Beatrice. Storicamente c'è sempre stato un gran rapporto di collaborazione tra gli studenti e le studentesse, i lavoratori e le lavoratrici, ma proprio parlo il secolo scorso, ed è stato un rapporto che ci ha permesso in tantissimi ambiti di vincere, insomma, di avere grandi risultati e raggiungere tanti traguardi insieme. Quindi anche oggi con il sindacato dei pensionati, il sindacato dei lavoratori, noi ci troviamo ad avere alcuni obiettivi e alcuni valori, e soprattutto molte lotte che sono comuni, quindi quella dell'antifascismo che parliamo oggi è una delle più importanti. Progetti quali sono?
portare nelle scuole, per esempio dal nostro punto di vista, questi valori e questi temi, quindi poterli affrontare all'interno dei luoghi di cultura e dei luoghi di aggregazione che noi frequentiamo, ed è appunto una delle cose più difficili ma anche forse più belle che possiamo fare oggi. Beh, anche il discorso delle mafie comunque, no? Certo, la lotta alle mafie è un altro dei grandi temi di cui ci occupiamo. Che affrontate spesso con il sindacato. Segretario, voi che cosa invece dal vostro punto di vista, qual è l'apporto che date, e reciproco anche perché che vi viene dato, perché ovviamente si è anche un continuo apprendere anche quando si è pensionati, no? Confrontandosi con le nuove generazioni? Ma innanzitutto dare e ricevere, insomma. È uno stimolo, insomma, io credo che è più quello che ricevo di quello che do, insomma, e di questo sono convinto. C'è una grande collaborazione con le associazioni, con i giovani, che non riguarda solo l'aspetto appunto dell'antifascismo che è nel nostro DNA, ma come hai giustamente ricordato, i campi della legalità, ma anche quando c'è la giornata della memoria, insomma facciamo tante cose assieme. Andiamo nelle scuole, come è stato assolutamente, come è stato ricordato bene da Beatrice. Però ecco, credo che l'aspetto fondamentale che noi ci interessa è quello di, come dire, trasmettere memorie, insomma, trasmettere le conoscenze che abbiamo maturato nel nostro percorso lavorativo quando eravamo più giovani. Insomma, io non ho vissuto in prima persona il 68, ho vissuto gli anni 70, sono stati anni importanti ma anche duri, pesanti, perché il terrorismo rosso, la strategia della tensione sono stati anni difficili, ma sono stati anche anni di grandi conquiste, insomma. Quindi tramandare la storia e i valori e quello che si è fatto credo sia un compito prioritario di un'organizzazione come lo SPI e come la CGIL. Insomma. Chiaro. Leggo ancora un messaggio che è arrivato. La storia, per sapere dove andare bisogna sapere da dove si parte. Assolutamente. Vediamo se la regia riesce a rimettermi in onda il messaggio di prima che era arrivato, che un po' siamo verso la fine. I telegiornali di tutto il mondo si stanno chiedendo cosa stia accadendo in Italia. La descrivono come una nazione senza legge, allo sbando, dove la democrazia non esiste più. Segretario. Indubbiamente. Beh, è esagerato questo, perché non è così, insomma, perché potremmo dire che noi siamo la nazione che ha affrontato meglio il coronavirus, il Covid, siamo la popolazione più vaccinata, i dati ce lo dimostrano, la ripresa economica c'è. Certo ci sono grossi problemi dal punto di vista sociale, insomma, però è un po' quello che dicevo prima, insomma. Internet, i social hanno disintermediato tutti i rapporti. Adesso sembra che noi siamo un paese in preda ai movimenti Novax, no Green Pass, che hanno un carattere, mi permetto, so che sono pesante, ma è così, perché altrimenti non si spiega perché i leader di Forza Nuova riescono a strumentalizzare così facilmente quella piazza. Perché sono due movimenti eversivi. Quando c'è un concetto assolutamente fuori luogo di libertà. La libertà non è fare quello che uno crede, questo è un concetto che non esiste, questa è la legge della giungla, anche la libertà ha un suo limite, che è quello di non invadere la libertà altrui, insomma. Quindi ecco, io credo, insomma, guardo con fiducia ai prossime settimane, anche se ci sono problemi importanti. Penso alle questioni delle pensioni, insomma, quello che il governo ha proposto, quota 102 e 104, sono sbagliate, non vanno bene, significa ritornare alla Fornero, uno scalone di 5 anni, e non affronta la questione della pensione per le giovani generazioni. C'è tutta la riforma fiscale che, se per certi aspetti ha degli elementi interessanti, però va iscritta a chi va a favore. C'è una questione sociale, insomma, l'abbiamo anche detto, l'ha detto anche chiaramente
Assolutamente sì. L'ha detto No, l'interrompo solo un secondo, c'è un altro messaggio, li devo leggere perché sennò giustamente poi riceviamo le proteste dei nostri telespettatori. Il fascismo è storia passata, lo Stato possiede gli strumenti per impedirne il ritorno. Reclamizzare per paventare il ritorno del fascismo è penoso. Questo scrive il nostro telespettatore o telespettatrice, non lo so. Siamo in chiusura, segretario. Ma io dico semplicemente questo, io ripeto, non credo né ai complotti, non mi piace la dietrologia, però la storia di questo paese ci insegna, come ha detto, che dobbiamo prestare particolare attenzione, perché ripeto, secondo me noi col fascismo non abbiamo fatto i conti fino in fondo, è carsico e periodicamente emerge. Ecco, e quando si attaccano le sedi sindacali, Certo. le sedi di chi rappresenta i lavoratori, poi è sempre stato propedeutico. Non voglio dire che siamo in quella situazione, però insomma Certo. stiamo attenti, non vanno banalizzate. Assaltare la sede della CGIL, distruggerla, non è una banalità. Chiaro. Non è una Allora, banalità. grazie segretario, siamo giunti al termine. Ringraziamo Fulvio Dal Zio Grazie a della voi. segreteria CGIL del Veneto, grazie di essere stato virtualmente con noi, le facciamo tanti auguri per pronta guarigione, grazie naturalmente di essere stata qui con noi Beatrice Sofia Urso, rete degli studenti medi del Veneto, in bocca al lupo per gli esami all'università e per il vostro lavoro, e ci rivedremo, magari ci sarà l'occasione di rivederci con voi, cari telespettatori. La puntata la potete rivedere in replica sul web, io vi lascio, buon proseguimento e a presto.